60ª Coppa Giancarlo Bonecchi, gara riservata alla categoria allievi ed inserita nella challenge Piero Frosini, valida come quinta Coppa Morello Bonecchi, quarta Coppa Moreno Lucchi e seconda Coppa Giulio Stefanelli. Organizzazione a cura dell'Unione Sportiva Giancarlo Bonecchi di Traversagna, località dalla quale prenderà il via e si concluderà questa classica del ciclismo per la categoria allievi, giunta alla 60ª edizione. Una corsa che ricorda proprio Giancarlo Bonecchi che cadde tragicamente nella discesa del San Baronto, a cui proprio è intitolata questa corsa. Insieme a lui vengono ricordati Giulio Stefanelli, Moreno Lucchi e Morello Bonecchi, quindi una corsa che ricorda tanti sportivi, tra cui Moreno Lucchi, che portò questa corsa a tanti grandi livelli quando fu presidente dell'Unione Sportiva Giancarlo Bonecchi. Insomma, una manifestazione che giunta alla 60ª edizione si pone come una delle classiche monumento del ciclismo per la categoria allievi, come confermano i tanti iscritti presenti. Sono ben 89 gli atleti iscritti a questa prova, una prova che è inserita nella challenge Piero Frosini. Questa è la quarta prova di questa challenge, quindi si incomincia a delineare anche la classifica di questa challenge particolare che va a raggruppare le manifestazioni per la categoria allievi in provincia di Pistoia. Se abbiamo un po' dato una scorsa alle formazioni che sono in questo momento in attesa della misurazione dei rapporti, qui vediamo il leader della challenge Piero Frosini, vale a dire Francesco Lorenzini della ciclistica Cecina, prendere il via proprio con la maglia che contraddistingue il leader della speciale classifica. Questo invece è Yuri Colonna, campione provinciale della categoria allievi per quanto riguarda ovviamente la provincia di Pistoia. Misurazione dei rapporti, firma del foglio di partenza per gli atleti che si apprestano quindi a prendere il via. Degli 89 iscritti sono stati 78 gli atleti che hanno preso il via. Qui vediamo Colligiani, presidente di giuria in questa 60ª Coppa Giancarlo Bonecchi. Intanto continuano le operazioni di misurazione del foglio di firma e dei rapporti. Qui vediamo Leonard Lisi, grande protagonista nella edizione scorsa della Coppa Bonecchi, e poi gli atleti della pedale Valdinievole che sono alla misurazione dei rapporti. Vediamo anche gli atleti della Polisportiva Mille Luci di Casalguidi, società che organizza insieme ovviamente con la collaborazione delle altre società della provincia di Pistoia la challenge Piero Frosini. Vi dicevo, vi ho accennato la presidenza di giuria di Colligiani, il componente è Giuntini, il giudice d'arrivo è Villani, il direttore di corsa è Viscusi, il vice è Landi. Partenza avvenuta in questo momento, a dare il via è Angelo Bonecchi, fratello di Giancarlo. Prendono il via e quindi 78 atleti iscritti e partenti in questa 60ª Coppa Giancarlo Bonecchi. Ci avvarremo anche delle immagini dall'elicottero per quindi seguire al meglio tutte le fasi salienti della corsa che si dovrebbe decidere sulla doppia ascesa verso la salita del colle di Buggiano e poi il lungo falsopiano verso Massa, quindi una salita impegnativa nella prima parte e poi tutto il falsopiano che ne segue, che solitamente per gli atleti della categoria allievi vanno a costituire un impegno importante. Federico Cavallini nelle primissime posizioni, vincitore già quest'anno nella gara in provincia di La Spezia a Bracelli, uno dei corridori più attesi in questa prova. Intanto con le immagini ci apprestiamo ad uscire dal centro di Traversagna. Guardate, davvero belle le immagini della carovana multicolore dei corridori che stanno quindi lasciando la zona di partenza. Vi dicevo, una manifestazione che è giunta alla 60ª edizione, quindi un traguardo importante, un traguardo che sicuramente fa di questa manifestazione un punto di riferimento per tutti gli atleti della categoria allievi. Facciamo sfilare il gruppo dei 78 atleti che hanno preso il via e poi andremo anche a ricordare quali sono le formazioni che sono rappresentate in questa corsa. Allora, partiamo in ordine di iscrizione dall'Unione Ciclistica Empolese Birindelli, poi il gruppo sportivo Borgonuovo Miglior, la ciclistica Cecina con il leader della challenge Piero Frosini, Francesco Lorenzini, il Veloclub Empoli Banca di Cambiano,
la Abitare Pedale Cettardese, la Polisportiva Mille Luci, il Team Valdinevole, l'Associazione Sportiva Montepisano, il Gruppo Sportivo Pozzarello, la Ciclistica Figlinese, l'Unione Sportiva San Cascianese Ciclismo, la Toscogas di Chiasanova Uzzanese, la Società Ciclistica Castelfiorentino Banca di Cambiano, il Gruppo Sportivo Iperfinish ed il Veloce Club Borgo, società della provincia di Trento. Siamo a sfilare gli atleti, primo passaggio sotto l'arrivo, abbiamo percorso i primi 11 km di gara, primo giro pianeggiante, tra non molto poi andremo a seguire anche le fasi di salita. Intanto qui siamo con le immagini a Chiesina, il gruppo si mantiene compatto, lo vedete dalle immagini, sono qui con il dorsale numero 47 a fare l'andatura Omar Ciaroui dell'Associazione Sportiva Montepisano, che è una delle società anche più attese, con al via tanti atleti che possono ben figurare. Intanto Fabrizio Falconcini di Radio Informazioni in Corsa del gruppo 4, e li abbiamo chiamati gli atleti della Montepisano perché quando ci stiamo avviando verso l'inizio della prima ripetizione della salita verso il Colle di Buggiano, prova all'allungo Roberto Muscas, proprio della Montepisano, lui che 2 settimane fa riuscì nell'impresa di andarsene tutto solo e di concludere vittorioso con oltre 2 minuti di vantaggio nella gara organizzata proprio dalla sua società. Ci riprova quando sono stati percorsi appena 23 km e il suo vantaggio sembra subito decollare. Davvero ottima l'azione del corridore della Montepisano, primo anno nella categoria allievi per lui, adesso un po' in difficoltà sulle rampe verso il Colle di Buggiano. Vedete si è rinfrescato l'atleta della Montepisano, comunque continua a salire composto, seduto sulla sella, dorsale di gara numero 51, un po' in difficoltà in questo momento. Stanno per rinvenire tutti gli altri atleti, vediamo proprio Lorenzini nelle primissime posizioni, poi Zullo, vediamo Lisi, vediamo anche gli atleti della Polisportiva Mille Luci, eccoli qua, qui vediamo con il dorsale numero 35, vale a dire Adriano De Renzis, che si porta al comando. Dietro di lui vediamo altri atleti, questo è Pesci della San Cascianese Ciclismo in terza ruota, un altro degli atleti più attesi in questa prova, e si va a salire, quindi ripreso Roberto Muscas. Adesso si è formato un drappello forte di una dozzina di atleti al comando. Vediamo la sagoma di Cavallini, abbiamo visto quella di Leonard Lisi sempre nelle primissime posizioni, vediamo anche altri atleti in gruppo ed è Lorenzini a fare l'andatura, dorsale di gara numero 12 per l'atleta della Ciclistica Cecina. Si continua a salire, si va selezionando anche il gruppo di testa con Lorenzini al comando, poi De Renzis, vediamo adesso se qualcuno prova ad allungare, Lisi che allunga sulla testa della corsa, guadagna qualcosa, si porta Pesci in questo momento alla sua ruota, quindi Leonard Lisi, poi Pesci, poi De Renzis che sta guidando il gruppetto. Si forma una coppia al comando con l'atleta del gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglio, Leonard Lisi. In seconda ruota abbiamo con i colori della San Cascianese Ciclismo Manuel Pesci, quindi 2 atleti sulla testa della corsa. Dietro però tutti gli altri arriva adesso Cavallini, eccolo qua, con Foianesi sulla sua ruota, e poi ancora altri atleti, un atleta in casacca Iperfinish di cui non conosciamo il dorsale, però adesso Cavallini si porta a fare l'andatura, quindi si infiamma nella salita verso il Colle di Buggiano. Prima ripetizione, ce ne sarà un'altra, quindi davvero interessante l'andamento di questa corsa. Adesso Cavallini a fare il ritmo davanti, Lisi in seconda posizione, Pesci in terza. Questo è ciò che abbiamo visto dall'elicottero, infatti dalla moto confermiamo quanto visto dall'alto con Leonard Lisi al comando. Adesso viene incitato anche dal direttore sportivo Andrea Bardelli. Lisi in prima posizione, finisce qui il tratto duro della salita, siamo al Colle di Buggiano, Lisi al comando, Pesci in seconda posizione, Cavallini in terza. Queste sono le posizioni al passaggio dal Colle di Buggiano. Adesso andremo a seguire anche il Gran Premio della Montagna, ma la salita non è finita perché adesso inizia il lungo falsopiano verso Massa. Eccoli qua con Pesci, Cavallini, Lisi, si porta su di loro, abbiamo visto Foianesi, quindi si sta formando un drappello un po' più folto al comando. Adesso siamo nel tratto in falsopiano, Pesci con Cavallini in seconda ruota, guadagnano un qualcosa questi 2 atleti, poi Lisi, poi abbiamo Foianesi,
questi lasciamo sfilare ancora questi atleti e va a concludere questo quintetto con il numero 82 Federico Rossi, 5 uomini al comando, quindi poi vediamo alle loro spalle, arriva adesso un atleta, andiamo a vedere di chi si tratta, con il dorsale 85 Giacomo Tomio del Veloce Club Borgo. Poi andiamo a voltarci ancora con la nostra telecamera a vedere chi si porta dietro di loro. Eccolo qua, ed è proprio Lorenzini, eccolo qua il leader della challenge Piero Frosini, insieme a lui con il dorsale 21 Francesco Mancini. Poi ci voltiamo ancora per controllare la situazione, ancora un atleta del Veloce Club Borgo che arriva, c'è stata una notevole selezione, abbiamo visto anche la sagoma del campione provinciale Colonna nelle prime posizioni del gruppo, ma siamo tornati in pianura, percorsi 33 km di gara, al comando troviamo un drappello con Alessio Bottura, Giacomo Tomio del Veloce Club Borgo entrambi, poi Luca Foianesi, Federico Rossi, Federico Cavallini, Francesco Lorenzini, Manuel Pesci, Leonard Lisi, Francesco Mancini, questi gli uomini al comando. Vediamo Lisi proprio a chiudere questo drappello, c'è anche Mancini qui con il dorsale di gara numero 21, vincitore quest'anno della Coppa Giuseppe Cei ad inizio stagione. Questi sono i più immediati inseguitori con un ritardo di 15 secondi, arrivano in questo momento a fare l'andatura Luca Zullo, poi abbiamo Bonecchi, abbiamo Colonna, abbiamo Scardigli e De Renzis, questi gli uomini che stanno inseguendo la testa della corsa con un ritardo di 15 secondi. Poi arriva adesso Alberto Goretti, sempre della Pozzarello, vediamo cosa succede alle spalle, e qui abbiamo un gruppo, possiamo definirlo il gruppo più numeroso, che accusa un ritardo di 50 secondi dalla testa della corsa, che è formata da tutti gli uomini più attesi in questa 60esima edizione della Coppa Giancarlo Bonecchi, organizzata dall'Unione Sportiva Giancarlo Bonecchi di Traversagna, grazie al contributo della Madigan International Shoes, dell'Eurocarrozzeria M2, della Meacci Tappeti, del bar ristorante Bella Vista, della Thermoblock Manufatti in Cemento, dell'Ingrosso Moschini, della Eurogarden Machine, vendite e assistenza macchine agricole, della Pellegrini Eugenio, della Carlotta e Suoi Dolci Caffetteria, Agriturismo di Croci, Frantoio di Croci, la Casa del Sapore a Massa e Cozzile, 4 Petroli SPA, Nencini Sport, Osteria del Buon Gustaio, Tipografia LM, ristorante pizzeria Punto a Capo. Intanto torniamo in corsa, abbiamo visto l'attacco del dorsale di gara numero 62, prova quindi ad allungare con qualche metro di vantaggio e ben 22 secondi Federico Rossi del Hyper Finish. Questi sono i più immediati inseguitori, eccoli qua, vediamo Mancini, poi viene rilevato da Colonna, che quindi è rientrato nel gruppo di testa, il campione provinciale della provincia di Pistoia per quanto riguarda la categoria allievi. Poi ancora atleti del Veloce Club Borgo, qui abbiamo Alessio Bottura, viene rilevato con il 35 da De Renzis, e poi vediamo cosa succede alle spalle. Questo diciamo che si è ricompattato un po' il gruppo alle spalle del fuggitivo solitario al comando, che è ancora e continua quando siamo all'ingresso di Traversagna, ed abbiamo percorso 47 km Federico Rossi, che adesso ha un vantaggio di una quindicina di secondi nei confronti dei più immediati inseguitori. Eccolo qua, Federico Rossi passa sotto il traguardo, 2 giri al termine, un giro con la salita e poi l'ultimo giro pianeggiante per questi atleti. Eccoli qua, li vediamo transitare adesso sotto lo striscione di arrivo. Abbiamo fatto anche una panoramica con la nostra telecamera fissa per darvi anche dal punto di vista visivo tutti i distacchi. Questo è il gruppo più numeroso, che accusava un ritardo di una quarantina di secondi. Siamo all'inizio della salita, è cambiata la situazione perché abbiamo un terzetto al comando. A Federico Rossi, che è stato il promotore di questa fuga, si sono aggiunti Francesco Mancini della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Velo Club Empoli e Federico Cavallini della Polisportiva del team Valdinevole. Questi 3 atleti che vediamo inquadrati adesso appaiati dall'elicottero, quindi stanno procedendo in salita a fare l'andatura Mancini. Adesso poi abbiamo in seconda ruota, eccolo qua, Cavallini appaiato con Rossi. Vediamo poi cosa succede anche alle loro spalle. Adesso andremo a vedere con la nostra telecamera. Arriva adesso De Renzis per la Polisportiva Mille Luci, poi vediamo Zullo, e questo è davvero un tratto impegnativo della salita. Eccolo qua con il numero 55, si tratta
scusate, Lorenzo Calugi, sempre della formazione Gruppo Sportivo Pozzarello, un po' in difficoltà adesso l'atleta guidato in medaglia da Federico Colonna, poi ancora atleti della Hyperfinish che transitano davanti alla nostra telecamera e ancora tutto il resto del gruppo che accusa adesso un ritardo di un minuto primo dalla testa della corsa, quindi diventa importante l'azione di Federico Rossi, Francesco Mancini e Federico Cavallini. Intanto nel gruppo Leonard Alisi, gruppo sportivo Borgo Nuovo Miglio a fare l'andatura, poi Lorenzini in seconda ruota, poi abbiamo visto Foianesi, abbiamo visto Cenci, questi gli uomini più rappresentativi sulla testa di questo drappello. Intanto inquadrato Leonard Alisi alla sua ruota Lorenzini, poi Foianesi, questo è il terzetto che vediamo inquadrato in questo momento, anche atleti del Veloce Club Borgo, poi Cenci, poi Colonna e via via tutti gli altri, ma torniamo in testa, siamo ormai alla fine del tratto impegnativo della salita verso il Colle di Buggiano con ancora 3 uomini al comando. Vi ricordo i loro nomi: Federico Rossi, Francesco Mancini e Federico Cavallini, eccoli qua inquadrati dalla nostra telecamera dall'elicottero. Vedremo se qualcuno proverà ad allungare. Adesso a fare l'andatura è Mancini, ma prova ad allungare in questo istante Federico Cavallini, allunga decisamente l'atleta del team Val di Niemole. Mancini prova a rispondere, perde qualche metro l'atleta del Velo Club Empoli Banca di Cambiano. Decisa l'azione del corridore del team Val di Nievole che guadagna subito qualche metro, eccolo inquadrato anche dalla nostra telecamera dalla moto. Federico Cavallini ormai in vista del Gran Premio della Montagna, eccolo qua che transita in prima posizione, poi arriva anche Mancini con un ritardo di 13 secondi, l'atleta del Velo Club Empoli. Poi andiamo a vedere alle loro spalle, arriva adesso Rossi che invece ha un ritardo di 25 secondi, è stato il promotore dell'azione che a questo punto sembra essere decisiva. Facciamo ancora una panoramica, ecco qua abbiamo a 41 secondi De Renzis che quindi ha staccato gli ex compagni di avventura, e poi andremo ancora a vedere alle loro spalle, eccolo qua Manuel Pesci che accusa un ritardo di 50 secondi e con lui tutto il gruppo. Abbiamo visto Pesci, poi Zullo, Lorenzini, Foianesi, Tomio, Ellisi e Scaldigli. Questi sono gli uomini che compongono questo drappello. Ecco Lorenzini poi con Zullo, poi vediamo Foianesi, vediamo anche Lisi adesso con la maglia del Borgo Nuovo Miglior, e poi ancora tutti gli altri li lasciamo sfilare perché questi atleti hanno un ritardo che è di 50 secondi dalla testa della corsa, dove è ancora segnalato tutto solo Federico Cavallini. Ed allora a questo punto andiamo a vivere le fasi salienti, le fasi finali di questa 60esima Coppa Giancarlo Bonecchi, organizzazione Unione Sportiva Giancarlo Bonecchi, con il contributo di Gibbini, Calzature Pelletterie, con il contributo della Banca di Credito Cooperativo della Val di Nievole, di Montecatini, Terme e Bientina, e tanti, davvero tanti gli sponsor vicini all'organizzazione, come la ditta Verilegno Le Vernici e la ditta serigrafia Vepigraph e tante altre aziende vicine alla Unione Sportiva Giancarlo Bonecchi di Traversagna, che ha allestito questa 60esima Coppa Giancarlo Bonecchi. È in vista dell'inizio della discesa, tutto solo Federico Cavallini, tranne molto svolta a destra, inizia il tratto in discesa, quello più tecnico. Infatti ci troviamo adesso a Massa, eccolo qua l'inizio del tratto in discesa per Cavallini, seguito dal cambio rota. Poi arriva Mancini con un ritardo adesso segnalato di 20 secondi per Mancini, e poi tutti gli altri, abbiamo visto Pesci, abbiamo visto De Renzis e tutti gli altri che stanno inseguendo in questo momento, e tutto il gruppo che accusa adesso un ritardo di 1 minuto e 10 dal fuggitivo solitario al comando. Federico Cavallini vuole tentare da solo dopo la vittoria ottenuta in provincia di La Spezia al termine di uno sprint in salita, e ci prova. Adesso siamo al suono della campana, ultimo giro per Federico Cavallini, incitato dagli sportivi, si sta apprestando quindi a compiere davvero un bel gesto atletico l'atleta della team Val di Nievole, che tutto solo se n'è andato sulla salita verso il Colle di Buggiano e adesso sta insistendo nella sua azione. Adesso ha un vantaggio che è segnalato nell'ordine del minuto primo sui più immediati inseguitori, che eccoli qua inquadrati dalla nostra telecamera. Sono con il numero 68 Manuel Pesci, che è stato autore di una bella rimonta in salita, poi con il numero 21 Francesco Mancini,
e con il numero 35 Adriano De Renzis. Questi 3 uomini che inseguono, e poi questo il gruppo che invece accusa un ritardo di 1 minuto e 20 dalla testa della corsa. Questi gli atleti del gruppo, abbiamo visto Zullo, abbiamo visto Lisi e poi ancora tutti gli altri che fanno parte di questo drappello, anche foianesi della San Cascianese Ciclismo, atleti del Velo Club Borgo, è presente anche Lorenzini in questo gruppo, ma hanno un ritardo di 1 minuto e 20 dal leader solitario al comando Federico Cavallini, che a questo punto può solo perderla questa 60esima Coppa Giancarlo Bonecchi, in quanto ormai irraggiungibile per tutti gli altri che stanno tentando l'inseguimento, ma lui tutto solo al comando. Ormai all'ingresso in Santa Maria tutto solo Federico Cavallini, percorsi 69 km di gara in questo momento per l'atleta del team Valdinievole, che pedala, come vedete, su cicli formigli, 2 km alla conclusione in questo momento per l'atleta del team Valdinievole, che si appresta quindi a conquistare il secondo successo stagionale. Ancora instancabile, si alza sui pedali e a questo punto non ci resta che seguire l'epilogo deciso, perché ormai nessuno può prenderlo, nessuno può andare a raggiungerlo, e quindi per lui potrebbe essere, anzi sarà il successo, sarà il secondo successo stagionale. Gli inseguitori li vediamo inquadrati ancora dalla telecamera con Pesci, Mancini e De Renzis, sono ancora loro ad inseguire con un ritardo che è sceso a 40 secondi, ma è ancora molto importante se si considera che mancano appena 2 km dalla conclusione. Questo è il gruppo che invece accusa un ritardo di una cinquantina di secondi dalla testa della corsa, che eccola qua, con Federico Cavallini che si alza ancora sui pedali, ormai in vista del traguardo. L'atleta del team Valdinievole, irraggiungibile per tutti gli altri, si sta apprestando a fare ingresso in traversagna, ormai nessuno può più andare a prenderlo. Qui con le immagini ancora dall'elicottero per seguire l'epilogo di questa 60esima Coppa Giancarlo Bonecchi. Siamo a 1 chilometro dalla conclusione, vi dicevo 60esima Coppa Giancarlo Bonecchi, quinta Coppa Morello Bonecchi, quarta Memorial Moreno Luchi e seconda Coppa Giulio Stefanelli, che ormai sembra pronto a questa manifestazione per accogliere nel proprio albo d'oro lo splendido successo di Federico Cavallini, con un'impresa davvero con una fuga di circa 20 km dall'ultimo Gran Premio della Montagna, quello posto sul Colle di Buggiano. Si sta prestando a concludere qui a Traversagna con un'azione davvero splendida, ancora non smette di rilanciare la bici, vuole incrementare ancora il proprio vantaggio, sta dimostrando di avere anche ottime doti da passista il corridore del team Valdinievole, che vi dicevo sta per andare a cogliere il secondo successo stagionale. Nessuno ormai può più riprenderlo, ha anche il tempo di salutare i propri dirigenti, i propri tifosi, quindi a questo punto si prepara per vivere l'emozionante epilogo di questa 60esima Coppa Giancarlo Bonecchi. Si prepara quindi per alzare le braccia al cielo. Eccolo qua, Federico Cavallini va a vincere la 60esima Coppa Giancarlo Bonecchi, seconda Coppa Morello Bonecchi, quarto Memorial Moreno Luchi e seconda Coppa Giulio Stefanelli. Quindi Federico Cavallini vince, secondo successo stagionale per lui, un successo importante, un successo che aggiunge prestigio sicuramente alla stagione del corridore del team Valdinievole. Ecco la volata per il secondo posto, lanciata lunga da Francesco Mancini del Velo Club Empoli, che si va ad aggiudicare la seconda posizione. Terzo Emanuele Pesci, quarto Adriano De Renzis della Polisportiva Mille Luci di Casalguidi. Arriva adesso in quinta posizione Marco Ciacchini della Montepisano, e poi la volata del gruppo con Riccardo Baldini che precede Luca Zullo, Federico Del Carlo, Alessio Bottura e Jonathan Argentieri. L'epilogo della 60esima Coppa Giancarlo Bonecchi, vinta alla grande da Federico Cavallini. Federico Cavallini si è appena conclusa la 60esima Coppa Giancarlo Bonecchi, vincitore, più che vincitore, trionfatore, veramente complimenti. Descrivimi il tuo attacco. Il mio attacco sull'ultima volta sulla salita, siamo rimasti in 3, ho fatto uno scatto però non è andato a buon termine, il secondo invece l'ho fatto molto più forte e io ho spaccato le gambe a quegli altri compagni di fuga e ce l'ho fatta andare via. C'è stato un momento che si erano riavvicinati, hai avuto paura in quel momento? Sì, abbastanza, perché stavo calando l'andatura dopo 15 km di fuga e le gambe iniziavano a pesare, però ce l'ho fatta e sono molto contento. Siamo con Romano, direttore sportivo, una vittoria veramente bella quest'oggi nella
Coppa Giancarlo Bonecchi. Senti, io le ho già rivinte queste qui, è una cosa bellissima e uno di questi ragazzi mi sta dando tutti i prezzi esatti, però questo alle doti migliori di quell'altro, in salita, è un ragazzino valido, vale la pena tutta la settimana lavorarci. Sicuramente è una squadra che sta lavorando alla grande, stanno veramente distinguendosi questi ragazzi. Sì, direi di sì, io è poco che ci sono, è un anno che sono a questa squadra, perché rispondono a ciò che gli si dice e questo è bello. Angelo Bonecchi, fratello di Giancarlo e di Morello. Siamo arrivati alla 60ª edizione, un bel ricordo, credo che sia stato anche onorato da questi ragazzi stamattina. Difatti mi fa veramente piacere, sono rimasto veramente contento perché è stata una bellissima corsa e Cavallini ha vinto magnifico. E sono felice che i miei amici continuino ancora a fare questa organizzazione. Come ho detto è una gara che non si è mai interrotta, 60 anni che si ricorda Giancarlo, mai un'interruzione di un anno. Sì, beh, questa è la bellezza di avere degli amici fideli, prima c'era mio fratello, adesso è Gerardo, che è presidente, non si deve dimenticare, si andava a scuola assieme, perciò c'è sempre l'amicizia e veramente fanno di tutto per continuare. La tua lontananza è molto vicina, diciamo così, per la corsa, perché ritorni ogni anno per questa manifestazione. Difatti, prima non potevo venire perché purtroppo avevo un lavoro e ero molto occupato, ma adesso sono in pensione, vengo tutti gli anni molto volentieri. Marco Mazzaccheri, assessore allo sport del comune di Massa e Cocile, una bella manifestazione giunta al 60° anno e 60ª Coppa Giancarlo Bonecchi, credo che sia un prestigio anche per voi del comune. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, è senz'altro un prestigio per il nostro comune, questa è la 60ª edizione, già il numero ci dice che se un'edizione arriva al 60° vuol dire che per il paese è sentita, c'è interesse, c'è un'organizzazione valida che negli anni e soprattutto diciamo, con più persone è riuscita a tenerla anche a questi livelli. Quindi è veramente motivo di orgoglio nostro, ma anche penso per il paese e per coloro che anche quest'anno hanno fatto un ottimo lavoro. Siamo al termine, siamo con il presidente, con Gerardo Giuntoli. La voce sta calando, però diciamo così, credo che siate soddisfatti di questa manifestazione. Sì, la voce è quasi sparita del tutto, però sono soddisfatto perché è andato tutto bene. La gara si è svolta con un buonissimo lotto di partenti, ha vinto un vincitore molto in gamba perché Cavallini già anche l'anno scorso aveva fatto una bellissima gara, pertanto io come presidente non ho più la voce ma però sono soddisfatto, ringrazio l'amministrazione comunale, la banca del credito cooperativo, tutti gli amici sponsor che tutti gli anni ci danno una mano, il corpo dei vigili urbani che stamani erano di servizio sia qui che a margine coperta, pertanto noi siamo più che io come presidente mi ritengo soddisfatto perché abbiamo fatto una 60ª Coppa Bonecchi proprio perfetta con l'ausilio anche delle riprese dall'elicottero che hanno dato un maggiore lustro a questa gara che dopo 60 anni è sempre viva e attiva.